Ancora cavalli di 4 anni per la prima di queste due seconde tris del pomeriggio. 11 cavalli al via: Dinamite, DJ Piz, Dream Matto, Drive Jet, Dubai Pax, Dominio AV in prima fila, Dulcinea di Casei, Dynasty Rishow, Desert Rose, Dio che bel, Danielone in seconda. Pronostico che vede Danielone leggermente anteposto a Dio che bel, poi Dinamite. Macchina che lascia andare i concorrenti, veloci dall'esterno Dream Matto e Drive Jet, con Dream Matto che conquista la testa, Drive Jet insiste al suo esterno, poi Dinamite. Drive Jet va all'attacco e passa a condurre in meno di 200 metri ed è quindi nuovo leader dopo il completamento della piegata. 3,17 il lancio per Drive Jet, che sta andando via a buona andatura e completa un quarto iniziale molto sostenuto, 28,7, con un 15 di secondo parziale. In seconda posizione Dream Matto, precede Dinamite, mentre per corsie esterne cerca di avanzare DJ Piz. Se ne vanno intanto i 600 in 44,8, 16,1. Ora la frazione ha rallentato sensibilmente la testa e ne approfittano dalle retrovie Dio che belle Danielone per avanzare in terza ruota, vanamente anticipati da DJ Piz, che è superato da Dio che bel, poi Danielone. Numero 1 Dinamite La squalificato. rottura invece di Dinamite, chilometro in 1,14,5, con Drive Jet che per il momento non si lascia avvicinare. In seconda posizione sempre Dream Matto, poi Dio che bel, che prova nuovamente la sua progressione a 400 dalla conclusione. Alla corda invece è parcheggiato Danielone, che poi sposta all'esterno per seguire Dio che bel, che ora attacca con decisione e si avvantaggia su Drive Jet a 250 dalla conclusione, completamento della curva finale, ingresso in retta d'arrivo. Ha preso vantaggio intanto Dio che bel, cercando di rubare il tempo agli avversari. Dio che bel nel finale viene a concludere isolato in avanti. Secondo posto per Danielone, che sul traguardo piega Drive Jet. 1,14,7, 30,1 a chiudere dopo il 29,3 di penultimo quarto. E bel primo piano per Dio che bel, Roberto Vecchione in sediolo per il team Elert. Il signor Luciano Cirelli. Andiamo a rivedere le battute finali con Dio che bel, che quando ha premuto sull'acceleratore ha lasciato sul posto Drive Jet per staccarsi netto vincitore. Il secondo posto per Danielone, che sul palo ha ragione a sua volta di Drive Jet.